speciali, ma non posso fare. Sta 500 scassata, rosso Ferrari. 200.800 chilometri di strada, mi cura 150 ma solo in calata. Ci spese 4 milioni appena messa a punto, ma mi successe una cosa che ora vi conto. Minchia, signor tenente, che aveva nisciuto lo carrozziere che a radio misa a tutto volume aveva pigliato a strada romare e a chilometro 41 da 115 statale 230 tabelle in posto di blocco militari stavano facendo contravvenzioni a cui guidava senza cintura, senza nessuna distinzione tra pantalone e tra vettura e a chi di bere senza patente. Minchia, signor tenente, che faceva un cauro che si occupava a 500 pari a un funno, c'era un motore che fumuliava e che si stava accarpando in turno e mentre che era tutto surato mi si avvicina un soldatiello che camminava tutto montato e con un fucile Giugianni Riddo mi dice tutto prepotente: si metta un attimo in colonna, poi mi controlla i documenti, ma non capisci manco una zonna perché si aveva sfruttata la lente. Minchia, signor tenente, scendo la macchina tutto sediato, chi sto poscanta diventa scuro, sento magari puzze cacato e si vaglietta da gira al muro. Poi senza manco pensare ruote fa paccio in corpo di due fucili che mi va a cogliere prima nei roti, poi no cruscotto e no sedile e va a finisce ritto una tanga, un di solito c'è la benzina, a 500 diventa una vampa, ma restano solo 4 bulluna e poi più niente. Minchia, signor tenente, usaccio capace con comandante, ma nel momento così delicato non mi farai a pensare a niente. Pigliai poco di suonato e tu un buluna a destra e manca per 4 ore continuato fino a che la mano non fu stanca. Poi ritornai a casa a bere 20 km di strada, ma mi fumare i carabinieri perché c'aveva la maglietta sciazzata, sa con un ridi troppo indecenti. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che fu arrestato solo perché pigliai allignate, prima un soldato e poi un appuntato, vestissi in attimi ma panne e noi mutanne che non c'entrano niente. Minchia, signor tenente.